Marie e Mirek Getovi. Chiara, tu hai un rapporto particolare con lo Spirito Santo. Potresti parlarcene? Riguardo allo Spirito Santo io devo confessare che per amore certo, ma anche per forza devo avere un rapporto con lo Spirito Santo. Che faccio io senza lo Spirito Santo? È inutile che vada a parlare, Per esempio, io lo invoco non so quante volte al giorno lo Spirito Santo e soprattutto insieme con le altre focolarine o con gli altri focolarini, perché appunto Gesù ha detto che se ci mettiamo insieme si ottiene più facilmente lo Spirito Santo. Poi ha detto anche che è facile ottenerlo, perché se un padre al quale tu chiedi magari qualche cosa, ecco, lui non ti dà uno scorpione al posto del pane, ti dà il pane, quindi anche il Padre Celeste, se tu glielo chiedi, te lo dà lo Spirito Santo. Quindi bisogna avere dentro questa certezza, grazie a Dio me la sento abbastanza, che basta chiedere e che Lui ce la dà, specie se la chiediamo in nome di Gesù, ancor più se lo chiediamo con Gesù in mezzo a noi. Ecco, per esempio, io devo fare tante volte dei discorsi, devo preparare tanti discorsi, non so, magari 30, 40, 50 anni. E non è che si può andare, non so, da un Parlamento a raccontare barzellette, bisogna fare un discorso serio. Ecco, e così anche da altre parti sempre bisogna fare cose molto serie. Allora io prima di farlo invoco lo Spirito Santo. E cosa vedo? Vedo che prima di invocare lo Spirito Santo, se penso, non è che penso, sto lì a aspettare cosa Lui mi suggerisce, vedo che mi dice tante belle idee, ma che alle volte, prima di pregare, alle volte non ho la parola giusta per esprimerle. Come ho invocato lo Spirito Santo, provare per credere, mi viene la parola, mi vengono le parole. Lui c'è lì. Per cui quando è finito sto tema, sto qualche cosa che preparo, è una gioia dentro, come aver fatto qualche cosa con lo Spirito Santo. Mi sembra come di aver dato vita a qualche cosa, è una grande gioia. Le focolarine che sono con me sanno che quando vengo fuori da quella stanza dico sempre la più grande gioia per me è stare con lo Spirito Santo, Così anche naturalmente quando ho dei colloqui, come adesso con voi. Io prima di venire ho pregato lo Spirito Santo. Allora bisogna fare la parte nostra, fare il vuoto, ascoltare, vedere cosa volete, fino in fondo, senza pensare cosa bisogna dire. E quando gli altri chiudono la bocca perché hanno detto tutto, senti che dentro lui ti dà la risposta. Ed è quella giusta che risolve il problema. E lo Spirito Santo è fenomenale. Lui risponde a tutto, lui risolve tutto, lui fa nuovo tutto, lui fa rinascere tutto. È qualcosa di straordinario. È così. Ciao. Grazie.